Operazione Favara Sicura, sala 59 il numero degli sfollati, 20 gli edifici fatti sgomberare e 13 le ordinanze di demolizione finora firmate. Questi dati sono emersi dall'ennesima riunione dell'unità di crisi, tenutasi presso la stanza del sindaco di Favara, Domenico Rossello. Prosegue intanto il lavoro dei tecnici che stanno effettuando le verifiche strutturali per la messa in sicurezza non solo degli edifici privati del centro storico, ma anche di tutti gli edifici scolastici presenti nel territorio comunale. Stanno proseguendo ovviamente i lavori dei professionisti, dei tecnici comunali di mappatura e censimento di tutte le case, di tutti quegli edifici che rappresentano potenziali pericoli per la collettività ma anche per i privati che li abitano. È un'attività certosina, difficile, complicata perché richiede studi e verifiche, però la stanno facendo con molto impegno, con molta solerzia, le ringraziamo di questo. A breve ci porteranno il resoconto di tutto questo lavoro. Stanno anche proseguendo queste verifiche e controlli all'interno di tutti i nostri istituti scolastici, hanno già effettuato i primi sopralluoghi in alcune scuole, stanno continuando con le altre. In questo contesto vogliamo avere anche qui il resoconto complessivo di tutte le attività svolte in modo da poter pianificare gli interventi di recupero e di riqualificazione, anche di ristrutturazione o interventi di sommergenza laddove fosse necessario. Il primo cittadino rende noto che è stato chiesto all'assessorato regionale alle autonomie locali un contributo speciale che faccia fronte al grave disagio sociale venutosi a creare con la crescita esponenziale del numero degli sfollati. Il sindaco Russello fa un appello agli operatori del settore immobiliare e a tutti i proprietari di immobili sfitti di mettere a disposizione questi alloggi in favore degli sfollati. Naturalmente del canone di locazione si occuperà il comune. Abbiamo anche inviato sabato, la stiamo anche portando a mano, oltre che averla inviata sabato con lettera raccomandata, una richiesta per avere il pagamento, un finanziamento da parte dell'assessorato alle autonomie locali per il disagio sociale che è conseguente ovviamente a tutte le demolizioni e gli sfollamenti, che ci consentirà di avere un aiuto, un sostegno per il pagamento delle rette di ricoveri che stiamo facendo nei nostri istituti, tipo il Boccone del Povero e il Seminario, ma che ci potrà consentire anche di intervenire a pagare gli affitti delle abitazioni private che eventualmente gli sfollati e il Comune dovessero reperire in modo da dare una sistemazione migliore. Approfitto anzi dell'occasione per rivolgere un appello a tutte le agenzie immobiliari che sono nella nostra città e a tutti i nostri concittadini che avessero la disponibilità di un alloggio libero da poter affittare a questi bisognosi di contattare o i servizi sociali o l'ufficio di gabinetto del sindaco in modo da dare la possibilità ai nostri concittadini che ne hanno bisogno di poter avere un ambiente familiare abbastanza sereno.